Ciao a tutti, Virus101 vi dà il bentornati sul canale di Virus101. Eccoci qui stasera, una nuova fantasmagorica e mirabolante avventura su Empyrean Galactic Survival. Quindi, come da titolo Soldi e Storie, andiamo subito a vedere di cosa parliamo. Riprendo il Mark III, quindi il terzo mio tentativo di rigiocare questo gioco dopo l'uscita e vediamo come va. Sapete che ho messo i pianeti grandi, quindi evviva tanto divertimento. Abbiamo visto come recuperarci la birra gratis, siamo diventati VIP nel disco inferno dell'ultima volta, poi sono andato avanti con 2-3 cosette, ho sistemato il trabicolo volante, ho rimosso le due torrette assolutamente inutili lì sopra e ho riposizionato le armi. Perché 4 Gatling consumavano davvero troppissima munizione, quindi dovevo costruire veramente troppe munizioni e la cosa mi dava un po' fastidio. Sinceramente non ho voglia di star lì a diventare così tanto idrofobo a costruire munizioni. E adesso dove sono finito? Beh, stavo gironzolandomela per il pianeta, quando ho scoperto qualche nuova area, ho sbloccato nuove zone. Questa qui sotto mi manca ancora e ho trovato l'unica base Zirax per il momento. E area Zirax che comunque è abbastanza fastidioso, soprattutto questa drone base, però come vedete questo vehicle port è già in bianco perché ho fatto una bella sortita dentro quest'area e ho scassonato completamente questa prima base. È stata davvero dura farla e fare questa cosa con il mio attuale equipaggiamento. Comunque siamo in questa zona perché devo tornare velocemente alla Paul Trading Station, perché come da titolo andiamo a vedere come fare soldini in questo gioco. Ho trovato un metodello interessante e quindi mi sono detto perché non condividerlo con voi, così dopo magari mi dite anche cosa ne pensate. Quindi per il momento l'unica cosa easy da fare è raggiungere un punto dove ci sia del metallo da recuperare, perché ho notato una cosuccia e tra un po' andremo a vedere anche di cosa parlo. Mi servono del steel plate, quindi vado a vedere questo debris field per vedere se riesco a recuperare del steel plate a gratis e quindi così. Non dovrebbe esserci nulla di strano su questa base abbandonata, praticamente una pattumiera, ma vabbè. Andiamo a vedere cosa troviamo intanto. Cos'ho sì, salvage mode. Ok, andiamo a scassare questo debris field, come vedete 29-1, pam, steel plate 3. Quindi 3 steel plate a gratis, così vediamo questo tavolo cosa. Un antibiotico, non si rifiuta mai. Questo cos'è? Ah, fuel, bene. Mettete 100, non lo so. Svuotiamo questo coso per un po' di fuel, che anche questo non guasta mai. Food processors non ci interessano. 5 cucuzze per il fucilazzo. Questo che cos'è? Media center. Alla faccia del media center. Alla faccia, veramente grande sto media center. Vabbè, vediamo qui cosa troviamo. Beh, 3 computer non si disdegnano mai. Svuotiamo anche tutto l'ossigeno, no? 100.000? 50? No? 5? 1? No, non posso recuperare ossigeno da questo ossigenatore. Qui mi serve accendere il power di questa base, non mi interessa. 3 steel plate a gratis, un oscillatore. Benvenuto oscillatore. Ok, e qui abbiamo finito. No. Ok. Aia, che fastidio, scusate. Tuff, ok, un'antenna decorativa, finirà tra poco. Dev, togliete questo effetto perché è veramente pessimo. Ok, questo abbiamo preso altri computer e altri steel plate, perfetto, ci serviranno parecchio. No, non si può.
Ok, facciamolo col drone perché è molto meno distruggitivo per gli occhi. Comunque sto recuperando tutti gli steel plate che posso e nel frattempo vedo cosa trovo anche su questo debris field. E vediamo, capacitore Deco, quindi è assolutamente inutile, un carbon substrate e un altro po' di steel plate, altro steel plate. Quindi sì, trovate una base desfatta e cominciate a sgranocchiarvi tutto lo steel plate che potete trovare dalle cose rotte fate prima. Perché sto usando il mio coso, anche se ho il multi tool, perché non mi costa niente. Il survival tool vi costa solo un po' di tempo in più, per il resto easy. Sistemo un attimo un volume perché mi sembra che sia un po' troppo alto il volume di gioco quando sparo queste cose. Abbiate pazienza un secondo. Ok, eccoci qui di nuovo tornati. Ok, ho abbassato un po' il volume di gioco perché era veramente alto. Cos'è questo? Una lever. Vabbè, mechanical components, anche meglio, anche meglio. E tra un po' scopriremo il perché. Optical fiber, steel plate e sotto con gli steel plate. Non ho voglia di tornare in base, quindi vi faccio vedere il concetto, poi in base ne ho caterbe di sti steel plate, vista la prima parte della storia, come l'abbiamo affrontata e tutti gli steel plate che abbiamo recuperato da quella base che c'è schioppata proprio così tra capo e collo mentre stavamo facendo la storia. Un attimo, mi allontano un attimo. Elon Studios Dev, se mi state guardando, riducete l'effetto di questo beam perché è veramente fastidiosissimo, veramente pessimo. Ok, allora questo è il concetto, quindi vi trovate una base, recuperate tutto lo steel plate che potete trovare gratis e ve lo portate a casa. Quando avete fatto codesta cosa, andiamo a fare un'altra codesta cosa. Pum, pum. Vabbè, dai, visto che siamo, facciamo anche l'ultimo triangolino. Che tanto. Tuff, e avanti. Ok, li abbiamo esplorati tutti questi. Un attimo che controllo, tanto visto che siamo qua, non abbiamo nemici, non abbiamo nessuno. Ce la sbrighiamo con calma. Sì, questo è assolutamente vuoto. Questo è assolutamente vuoto, perfetto. Anche qui vedete altri tuboidi e via. Possiamo costruirli anche noi questi tuboidi, le cose ci sono tutte le recipe per farli, le procedure, quello che è. Allora, piazzo velocemente un survival constructor e cosa faccio? Mechanical components e steel plate, non mi serve altro perché guardate, abbiamo un bellissimo sniper rifle che usa 5 mechanical components e 2 steel plates. Se andiamo a vedere cosa serve per fare i mechanical components, serve uno steel plate. Quindi io per fare uno sniper rifle ho bisogno di 5 steel plate più 2 steel plate, 7 steel plate in totale. E questo perché faccio lo sniper rifle? Beh, è fondamentalmente perché rispetto ad altre armi è quella che mi costa meno. Vedete qui già cominciano a richiedere 2 electronic plate, che è altra cosa. Anche l'assault rifle potrei fare effettivamente 5 e 1 rispetto a 5 e 2, quindi vabbè. Ok, niente, mi è sembrato di vedere un mostro nemico. Comunque, assault rifle o sniper rifle, oppure anche lo shotgun. Diciamo 1, 2 o 3 armi, non costano quasi nulla da fare, ma valgono davvero un pochettino. E qui arriviamo sulla cosa golosa di cui parlavamo prima. Ok, adesso se non ricordo male devo tornare indietro verso west. Go west, e quindi go westiamo e via. Saliamo un attimo. Purtroppo i miei propulsori che mi sollevano fanno un po' fatica, infatti guardate che fatica che fanno a tirarmi su. Sto premendo barra spazio, guardate che faticaccia che fanno. Sto cominciando a diventare un po' pesante questo trabicolo, forse dovrò montare dei propulsori un po' più potentelli. Allora, visto che ci siamo, vado un attimo verso sud, che così mi sblocco anche quest'area.
Sì. E adesso verso ovest senza indugi ulteriori. Mentre ce la svolazziamo da qui a qui, non mi servirà tantissimo per fare questa cosa, vi spiego cosa ho scoperto su come fare qualche cucuzza dentro questo gioco. Come vedevamo, fare i fucili non costa tanto. Ok, 5 mechanical components, un electronics, questo vabbè può essere un po' fastidioso, dicevo. Questo no, il T2 non lo voglio. Dov'è? Sniper rifle, 5 mechanical component, 2 steel plate, easy. Shotgun, 5 mechanical component, 2 steel plate. Ognuna di queste armi dai Polaris vale circa 2000 e rotte cucuzze, e su questa base trading che ho trovato ne comprano davvero tante. Quindi cosa altro fare se non andare lì con tutto lo steel plate che riusciamo a recuperare a gratis così in giro per il mondo, costruiamo fucilazzi. Ma buonasera, sì, arrivo subito Domenico, grazie per essere passato per il tuo commento, adesso ti rispondo subito. Dicevo, costruiamo fucilazzi e li vendiamo ai Polaris, pam, easy money, come si suol dire. Com'è che dicevano su un famosissimo film degli anni 90? Soldi facili. Per rispondere a Domenico, ma buonasera, gli Zirax già stanno tornando? Sì, ma non più di tanto, diciamo che sono relegati al polo sud, qua dentro, gli ho già scassato una base così giusto per prova, non so cosa ci sia qui, probabilmente ci sono altre aree Zirax. Devo dire che sono abbastanza tranquilli su questo pianeta. Sulla Luna invece dovrò andare veramente a sterminarli perché hanno proprio rotto i maroni. Sulla Luna sono vicino a tante postazioni di mining e quindi non mi piace. Allora, vediamo. L'ho passata, vabbè, nessun problema. No problema, eccola qua. Ok, sì, ok, grazie gioco, sono in range di una base e mettiamo tutto a posto. Allora, sono in range di una base di trading Polaris, scusate, tutto ste chiacchiere sugli Zirax mi hanno un po' truffaldinamente fatto sbagliare il nome della fazione che stavo per nominare. Number one. Visto che c'è il pad 1 libero, andiamo al pad 1. Parcheggiamo la nostra navicola small vessel qua dentro, usciamo e cominciamo a fare cose. Allora, la prima cosa si suoni dalla base. La prima cosa che andiamo a fare ovviamente è zeppare di tutto quello che ci può servire il portable constructor. Eventualmente, se non avete abbastanza steel plate recuperati a free come abbiamo detto prima, perché sono ok, sì, ok, beh, ogni tanto serve sistemare il grouping delle cose. E vedete qui le nostre belle money card. Allora, cargo box 1. Se non avete abbastanza cucuzze nel vostro cucuzzaro, mamma mia che fastidio sti suoni, andate a recuperare un po' di iron e vi risolvete il problema. Io qui non ne ho, ma vabbè, non importa, ho altre 19 steel plate qui che mi attendono e quindi evviva. Qui mettiamo, visto che ci sono, facciamo anche un po' di pulizia e avanti. Dopo andrò a trasferire sulla base un po' di roba. Ok, adesso si sta facendo notte o giorno? Oh, si sta facendo giorno. Male, molto male. Comunque, vi faccio vedere il concetto dopo. Ma sì, andiamo anche a barare un pochettino. Come vedete, l'assault rifle mi servono della electronics, ma non ho intenzione di star qua a perderci tempo. Devo fare soldi e devo farlo con il minor effort possibile, quindi con la minor rottura di maroni possibili. Allora, cosa andrò a fare? Andrò a costruire 5-2, come vedete 5-2 hanno lo stesso costo, ma questo vale di più. Quindi vado a costruire uno sniper rifle, vado a costruire anche uno shotgun giusto per la cronaca e andiamo a fare un altri 2 o 3 sniper rifle. Vabbè, buttiamoli in construction queue e lasciamo costruire al nostro portable constructor. Nel frattempo ce la giriamo un attimino. No dai, scherzo, non li lascio costruire tutti perché mi serve troppo tempo e questo è solo a titolo dimostrativo. Poi
poi magari me ne torno qui con calma, anche perché non ho nessuno da accoppare in questo momento e quindi mi annoio pure io, non va bene, non c'è qualcosina da accoppare? Vabbè, scaviamo. Che volete farci? Se non possiamo accoppare niente, scaviamo. Un po' di IO lag. Dovrei metterlo su SSD sto gioco, perché non pensavo, ma la velocità devono averlo testato su degli SSD e quindi forse è meglio metterlo su SSD. Però per il momento vabbè, vado a recuperarmi un po' di plant fiber, visto che è un'attività che mi piace fare. No, non è vero, però un po' la mia deformazione professionale all'interno di questo gioco. Ok, non possiamo distruggere questo target, ma possiamo sparare questa piantona di mal cresciuta, di insalata, non so cosa sia. Ok, per vedere quanti punti ferita devo spostarmi di qua. 12 punti ferita, fra un po' va giù e mi dà un po' di niente. Assolutamente niente. Ho finalmente qualcosa a cui sparare. Ok. I Polaris sono contenti e anch'io. Ah no, mi ha dato il legno. Eccolo qua, me l'ha dato in automatico. Ah, hai capito. Hai capito, bene, bene, bene. Ok, dai, almeno sono riuscito a farmi una bistecca e visto che il mio PG ha anche un po' di fame, andiamo a mangiare anche qualcosa. Che non è mai male riuscire a farsi una bella bisteccona qua dentro e via. Ok. Oh, abbiamo già fatto via, via, via. E ci mettiamo in costruzione anche questo. Come vedete abbiamo già fatto 2 fucili, uno sniper e uno shotgun. Tra un po' finiremo anche l'altro sniper e dopo mangiamo la bistecca. E poi andiamo a vedere dove fare un po' di soldini e di cucuzze dentro questo gioco. Ah, sì, 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 sì. Perché? Mi dice, ma che cacchio ti servono i soldi dentro Empyrean? Beh, c'è il trading anche qui e il trading è utile perché ci serve per fare molte cose. Se non troviamo dei materiali li compriamo. Dove sono i cicciopanzi da accopare? Dopo vediamo, perché la seconda parte della diretta è dedicata è dedicata alla storia dove devo andare sulla luna a trovare una specifica cosa, quindi oh yeah. Dopo andremo sulla luna a vedere anche qualcosina di più interessante. Per il momento vediamo un attimo come in modalità molto easy possiamo fare davvero una bella quantità di cucuzze da aggiungere al nostro cucuzzaro nel gioco. E i cicciopanzi da accoppare li becchiamo dopo, sicuramente. Poi magari nella prossima farò anche una diretta un po' più avanti dedicata interamente allo sterminio degli Zirax. No, dai, scherzo. Però potrebbe anche essere. Comunque, allora, i nostri fucilazzi li abbiamo fatti. E altro non ci resta che parlare con il trader che li compra. Please show me your offers. E come vedete qui abbiamo degli sniper rifle 78 su 172. Li posso vendere per 2310. Mamma mia che fastidio sti suoni. Scusate un attimo, devo abbassare un po' di suoni perché danno fastidio davvero. Ambient volume lo abbassiamo un attimino, il music e il total volume. Ok, lo abbasso un attimo perché è veramente fastidioso. E mi abbasso anche un po' il volume in cuffia. No, così lo sto alzando. Aia. Scusate, avevo messo il volume a palla in cuffia, mi stavo fucilando i padiglioni auricolari. Comunque, andiamo a parlare col Ciccio Panzo di nuovo e vediamo cosa ci dà. Allora, il flamethrower è viva. Lo sniper rifle è una delle armi che pagano di più, 2310 cucuzze. Noi ne abbiamo costruiti 2, quindi possiamo venderne, non 21, possiamo venderne 2. E come vedete ci portiamo a casa 6212 cucuzze così, a gratis, completamente a gratis. Sì, tuc. Vedete, tuc. E posso farne altri 90 circa, 92? 92 per 2310, fatevi un po' i conti quanti soldi potete portarvi a casa con questo scherzo. Fare lo shotgun no però perché 1227. Ne avevo 3 di sniper rifle e allora gliene vendo anche un... Fate attenzione perché mi ha venduto questo.
super attenzione perché mi ha venduto il mio sniper rifle dalla barra qui. Quindi, altra cosa, quando fate la vendita assicuratevi di non star vendendo armi che state effettivamente usando. Allora, shotgun, che è questo, andiamo a venderlo, sell, stunk, e mi ha venduto quello dall'inventario. Male gioco, molto male, quello che ho in barra non dovresti venderlo, dovresti vendere solo quello che ho in inventario. Comunque, guardate come in un attimo abbiamo fatto 3.000, 4.000, cosa abbiamo fatto? Quasi 5.000, 6.000 rotte cucuzze? Ne avevo già 4.000 per un test che avevo fatto io prima, quindi come vedete, oh yeah! E dicevamo, perché fare questa cosa? Perché ovviamente dovremo comprare delle cose dentro questo gioco, quindi più trading facciamo meglio è. Più ottimizzato il trading che facciamo, meglio è ancora. Perché? Perché gli steel plate li otteniamo a gratis, il crafting è a gratis sui portable constructor, e quindi meglio di così non si può. Mettiamo lì 2 o 3 portable constructor, li zeppiamo di steel plate, facciamo sniper rifle a pioggia proprio. Fatelo prima di andare a dormire, pigiate il tasto dormi dentro la tenda, sul letto della vostra base o dove sia, e veramente in 2 secondi li avete costruiti tutti e siete pronti per venderglieli. Quindi davvero un modo ottimo di fare cucuzze dentro questo gioco. Vediamo questo cosa mi dice. Niente. E volevo vedere anche se trovavo un altro ciccio panzo da commerciare. Ah no, questo vuole gold. No, non si passa di qua. Vediamo questo cosa vende. Pistole, hot beverage. Ci vende anche degli umani e degli alieni dell'equipaggio. Ok, possiamo comprare dell'equipaggio. Comunque vedete, se dobbiamo comprare queste cose serviranno soldi. Quello che io voglio andare a fare sarà comprare i miner core per fare gli auto miner, e quindi mi serviva un modo easy e veloce per fare i soldi, e questo è quanto. Quindi, come avete visto, costruite sniper rifle e glieli vendete ai Polaris. Guadagno immediato, veloce, easy, facile e completamente gratuito in base ai materiali che andate a poter recuperare in giro. Sono veramente materiali che vi arrivano 100% free, senza dovervi tanto sbattere per trovarli. Che cacchio è Q? Ok. Quarters, dove vivono gli alieni, le camere. Però guardate che bei bagni che hanno, così così gliene uso uno. Tanto mi vede nessuno. Ah, che bella liberazione. Ok, mi faccio anche una doccia. Ah, ok, funziona così questa doccia, che brutta cosa. Vabbè. Ok. Comunque, grazie. Ci siamo lavati, abbiamo svuotato l'intestino e adesso siamo pronti per fare 2 cose veloci. 1, tornare alla base. 2, sistemare l'inventario. 3, partire per la prossima missione. Vediamo se posso saltare il tornare alla base e sistemare l'inventario. No, devo tornare alla base. Purtroppo devo tornare alla base. Vediamo come siamo messi. Dov'è la mia basicola? Siamo belli distanti. Ok, quindi devo andare in direzione, dai, nord-est. Ok, ciao Lena, benvenuta, grazie per averci raggiunto. Però non hanno il bidet come in America, in Francia e in Inghilterra, aggiungerei. Esatto. Hanno le docce ma non hanno il bidet. Maledizione. Ok, mentre andiamo avanti, andiamo a riempire i... Non volevo sparare, perché hai sparato? Gioco, perché hai sparato? Ok, vediamo una Xerax Resupply Station. Una Pol Alloy Synthesis Factory allo orizzonto. Wow. Scusate, mi sto imbriacando da solo e non ho neanche bevuto la birra spaziale. Forse ho esagerato con gli RCS su questo trabicolo
spazionale. Ok, dai, diamo potenza ai motori. Questo è interessante. Fatemi visitare un attimo questa base, dopo rientro sul pianeta. Vediamo come siamo messi, se sto andando in direzione giusta o in direzione completamente sbagliata. Ho perso completamente l'orientamento, quindi evviva. Perché siccome mi serve il neodimio anche per fare la capital ship, infatti ne ho già progettata una orribile, orribilissima, orribilevolissima. Mai paura. Che è sta roba? Però ci sono dei Talon qua, non vorrei farmeli nemici. Purtroppo questo gioco fa anche questo, quindi... Allora, qui dicono che c'è una station dei materiali rari. Vedo cose interessanti. Quindi dai, ci atterriamo un attimo velocemente su sta base. Vediamo cosa vendono, magari evitiamo di entrare armi in pugno. C'è una porta? Non c'è una porta. C'è una porta? Non c'è una porta. C'è una porta? Non c'è una porta. C'è una porta? No. E allora facciamo come al solito, bariamo brutalmente. Ok. Ma vabbè, avevo parcheggiato lì, vabbè. Control room. Ah, ok, non c'è un cacchio qua dentro, vabbè. Allora, mamma mia, il tasto J devo cambiare tastiera. Non ce n'è, devo cambiare tastiera. Prima o poi la cambierò. Ok. Oh, eccolo qua. Illo Trader. Vediamo cosa ci vende. Science Equipment, Zaxosium Alloy, Cobalt Alloy, Aluminium. Aluminum, americani, ecco, da questo capite che sono americani, perché gli americani non sanno pronunciare aluminium, e come diceva Domenico non sanno neanche fare i bidet, quindi evviva, evviva. Optronics, Coolant, Chemicals, ma non vedo, non vedo neodimio neanche qui. Vabbè, mi sa che dovrò fare un altro velivolo spaziale o aggiornare questo con il jump coso, con il motore per il jump, fondamentalmente per cominciare a esplorare un po' questo sistema. Quindi non oggi, ma magari la prossima diretta vedremo di esplorare, di fare i primi jump e esplorativo. Ok, dai, siamo arrivati abbastanza vicini, devo andare solo un po' più verso est. Ok, come vedete anche qui tutta quest'area Polaris potrebbe essere interessante, potrebbe avere magari in vendita qualcosina di utile per noi. Ok, mamma mia. Certo, una cosa, potevano averli fatti leggermente più veloci sti velivoli, perché al suolo sono molto veloci e poi a un certo punto vi richiede la capital ship, cioè non ce n'è. Se noi adesso andiamo verso terra, ok, magari facciamo così, ok, rispetto a una motoretta o un overvessel siamo più veloci, rispetto a una capital ship no. Anche montando, tra l'altro, anche montando motori più potenti non siamo più veloci, assolutamente. Andiamo sempre alla stessa velocità. I motori più potenti servono per avere più spinta, quindi acceleriamo più velocemente. In caso dovessimo trovare delle aree ad alta gravità, ci aiutano a sollevarci qualora la nostra nave diventi pesante. Ok, ho colorato, ma tra l'altro mi sono anche divertito un attimino a colorare la base in modo da poterla vedere da distante. Come vedete qui ho colorato qualcosina, così almeno quando arrivo da distanza visivamente riesco a vedere la mia basicola qua. Ok, Kiklunk. Fuori da di qua, tutta bella fluorescente. E poi mi sono detto, perché non colorare di colori chiari, così non devo neanche illuminare. Vabbè, facciamoci una bella riposata.
cominciamo. Cominciamo. Da dove arrivano sti ciccio-panzoidi? Ok, giusto parlando dei nostri amici Zirax poc'anzi. Quindi, per la vostra gioia, adesso andiamo a vedere da dove... droni da di qua. Droni da di qua. Droni da di qua. Droni, a parte che ho tipo 4 torrette, dovrebbero essere più che sufficienti a difendermi dall'attacco dronico di questi cicciopanzi rossi. Vabbè, attendiamo che arrivino in range e gustiamoci lo spettacolo delle torrette che sparano, a patto che abbiano proiettili, non me lo ricordo più. Eccole là. Pum. Fuori uno. Ok, diamo una mano alle torrette, fuori due. Questi sono i più fastidiosi in assoluto, perché hanno un range più alto rispetto alle mie torrette e quindi sono un po' più fastidiosi. Mancato completamente il landing pad. Ok, adesso non ci resta che andare a recuperare il bottino. Quindi faccio una cosa veloce, vado a recuperare il bottino, vado anche a recuperarmi il pranzo, la colazione, quello che sia lì a destra, e dopo andiamo avanti. Guarda lì, che verde sflashante, sì. Stranamente non avrei mai detto di aver di colorare di verde la mia base. No, è comodo comunque perché si illumina insieme alla base, quindi da distante è visibile e via. Sinceramente stavo cercando anche... Ho provato a colorare la base decentemente per farla sembrare una vera base spaziale. Ci ho rinunciato dopo 2 nanosecondi perché non è proprio, cioè non fa proprio per me fare le cose fatte in quel modo là. Comunque, ok, prendiamo il nostro fido, e spariamo ad un altro fido. Ok, via una e via 2. Mi serve la carne, quindi andiamo a prenderci un po' di bistecche e un po' di latte. Ok, bene, un sacco di bistecche. Mi fermo qui perché, insomma, dai, lasciamo un po' là. Ok, quello che ho appena fatto mi ha ovviamente, vedete, la mia abilità nel pitturare la base è qualcosa di esilarante, cioè proprio mattoni verdi, colori buttati lì a caso, ma vabbè, ci sta anche così. Simpatica sorpresa, 1, 2. Sì, magari se metto in cottura le bistecche non è male. 16 addirittura, bene, eccolo qua, spoiled food, vabbè, quello sta anche là, non ho voglia di gestirlo. 1, 2 e 3 ed evviva. Tu, perché sei acceso, non va bene. Allora, adesso devo fare bombole ad ossigeno. Infatti, vedete, me ne ero già preparate un poche. Ah, ecco perché era acceso. Mamma mia, mi ha consumato un sacco di benzina per il nulla sto coso. Vabbè, allora. Andiamo a depositare un po' di cose. Come vedete, la quantità 1257 piastre di figaggine là, di steel plate, sono comode. E con queste potete farne un sacco di fucilazzi, Ok, cargo box large, container large. Ok, questo lo mettiamo qui a marcire volutamente. E cos'altro posso depositare? Vediamo. Sì. Mi recupero però un po' di questi. Un po' di questi che non si sa mai. Nitrocellulosa, vabbè. Platinum ingots, mettiamoli da parte, mettiamo da parte. E cos'altro? Plant fiber ne ho per la nitro, sì, dai, ok, questo possiamo mettere via, qui facciamo così. Il silicon, mi stavo quasi dimenticando del silicon ore. Datemi, guarda, proprio un nanosecondo che sistemo un po' di schifezze qui a
là, questo mi servirà nel caso dovessi costruire cose. Entriamo qui, andiamo qui, no, andiamo qui, no, andiamo qui, no, andiamo qui, sì, e mettiamo in costruzione una decina di bombole di ossigeno ad ossigeno. Ok, allora, dormito abbiamo dormito, proiettili ne abbiamo. Cibo, 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 cibo. Cibo 1, cibo 2, cibo 3, cibo 4, cibo 5, cibo 6, cibo 7, cibo 8, ok. Ah, ecco cos'è che mi hanno dato a male, le barrette proteiche. Sono andate a male tutte le barrette proteiche e quindi facciamo così. E allora, mentre costruiamo le bombole ad ossigeno, vado a prendermi un po' di proteine, di plant protein, per farmi 2-3 barrette proteiche, perché sono davvero davvero comode. Ok, dai, abbiamo quasi fatto, tra un po' partiamo per la prossima parte della storia. Quindi, ricapitolando, fate fucili da cecchino, sniper rifle versione base, con tutto lo steel plate che potete recuperare a gratis in giro per il mondo, vendete i fucili da cecchino che avete fatto ai Polaris e siete a posto con i soldi, veramente ne potete fare davvero davvero un saccone senza praticamente alcun problema, perché alla fine è così. Dopo, in caso, potete fare gli steel plate anche dal ferraccio che recuperate da per terra, ma quello è un in più, dai. Per il resto, insomma, secondo me fare soldi in quel modo lì è davvero davvero comodo, perché guardate quanti crediti potete fare, non si sa perché non ho i dati di quante cucuzze ho nel cucuzzaro e boh. Non lo so, non saprei neanche dove guardare. Perché ho un po' di sonno che mi aggredisce. Perché dove cavolo potrei anche guardare? Dovrei costruirmi un ATM. Quasi quasi lo faccio pure. Visto che tanto ci siamo. Siamo qui. Allora, componenti per base. Non ho sbloccato l'ATM. Male, 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 male. Base. Vediamo, ho sbloccato l'ATM che non sia in MISC. No, no, no. Questo posso anche unlockarlo. Se qualcuno di voi vede dove cavolaccio sta l'ATM come device, come coso da fare, mi faccia un fischio, perché ATM e non l'ho sbloccato. Large Constructor, Advanced Constructor addirittura. Hai capito, hai capito. Scusa? Dove sono le mie bombole ad ossigeno? Vabbè, ne abbiamo già recuperato una ventina, va bene così. Va bene lo stesso. Comunque, andiamo qui. ATM, eccolo qua, accendiamolo, vediamo cosa gli serve per fare l'ATM, giusto per curiosità. Allora, Electronic, Steel Plate, Computer ed Energy Matrix, vabbè. Un craft a gratis, perché tanto è tutta roba che ho recuperato dal planetoide in questione. No, dai. Dov'è lo spoiled food? Qua. Ok. Bene, andiamo a piazzare il nostro ATM personale da qualche parte dentro la base. Dove lo mettiamo? Lì non posso metterlo perché ho messo i finestroidi per dentro. No, vabbè. Non importa, intanto lo piazzo qua, poi un giorno vedremo di mettere qualcosa meglio. Ok, cash, deposit, ecco qua, balance 10.650 credito cucuzze nel cucuzzaro. Survival Constructor, bene, bene, 8, quindi posso farne ben 4. Ok, qui lasciamo costruire. Direi che ci siamo, abbiamo finito tutto quello che dovevo fare. Ossigeno l'ho recuperato perché mi serviva un po' di ossigeno da mettere nella nave.
Nella tuta ne ho abbastanza. Andiamo a fare manage. Uno. Non posso metterne giù più di uno. Ok, no problema. Cargo box. Ok, quindi sì, direi che di ossigeno ne abbiamo abbastanza. Perfetto, allora, senza ulteriori indugi facciamo un backup della partita e partiamo alla volta della luna. Come ci dice qui a destra il gioco, Moon Find Breakage. Sempre se riesce a crearmi il backup. Perfetto, ok. Motori a tutta potenza. Sì, sì. Muso in alto. Lasciamo la nave ad andare in super cruise, salutiamo la base e andiamo avanti. Sinceramente, devo essere sincero, mi spaventa un po' dover mettere su questo velivolo il motore warp per andare a visitare il sistema, perché guardate, intanto ho quest'area da visitare, quest'area da visitare, quest'area da visitare, quest'area da visitare, eccetera eccetera eccetera. Questo potete farlo con lo small vessel, con la capital ship potete spostarvi sugli altri sistemi. Intanto andiamo a vedere dove cacchio sta la luna. Ovviamente sta nella direzione opposta rispetto a cui stavo andando, quindi vabbè, inversione di marcia velocità smodata e andiamo avanti, basta. Mamma mia, è veramente brutto sto coso. Ma davvero brutto. Davvero davvero brutto. Beh, non per nulla ho fatto un nuovo coso, un intercettore, eccolo qua, veloce e armato fino ai denti, no, un intercettore veloce, un trabicolo che è davvero una scheggia, una cosa molto 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 veloce, non serve neanche tanto per costruirlo ed evviva. E dopo ho preparato la mia prima capital ship, la vedete qui in piccolino. Nella prossima puntata spero di riuscire a costruirla perché mi servono 540 neodymium ingot per costruire i motori, perché i motori richiedono neodimio. Titanio, cobalto e tutto il resto posso recuperarlo adesso, il neodimio no. Non ho ancora trovato una fonte affidabile di sto materiale dentro sto posto. Dov'è la luna? Ah, ok, sta là in alto. Ok, quindi miriamola per ben benino. 17 km ci separano dalla nostra destinazione e nel frattempo ce la chiacchieriamo un attimo perché altro da fare fin tanto che vogliamo così non ce n'è. Allora, come dicevamo anche le altre volte, questi tempi morti sono un po' fastidiosi, direi. Cosa faccio nel frattempo? Vabbè, magari pigio F3, vedo cosa posso sbloccare come recipe e cose del genere, tipo magari un CPU extender, un advanced constructor che non fa mai male, il deconstructor che può essere una cosa molto comoda. La furnace finora non mi è mai servita, quindi non la farò. Cosa facciamo? Armored, sì, dai, le rampe, perché no? La Repair Bay invece questa è una cosa che mi servirà parecchio, però richiede un po' di materiali esotici per essere fatta. Anche il teleporter, 16 oscillatori, addirittura altro neodimio. Vabbè, sblocchiamo questa, vediamo. Rocket turrets, interessante. Laser turrets, artillery turrets, bello. Possiamo costruire veramente un bel po' di robe in più. Andiamo a vedere invece per il nostro... mi ero dimenticato del minigun. Quasi quasi. Armatura pesante e minigun. E andiamo. No, lo shotgun mi piace troppo di più. Lo shotgun mi piace troppo di più. Pulse rifle lo sblocco perché va bene così. Il rocket launcher a volte può essere comodo. Sblocco anche il T2 e il plasma cannon, vabbè, non posso farlo. Oscillatori anche qui neodimio e via. Peccato che non posso farmi le armature più grosse, queste posso solo comprarle. Questo invece dovrò iniziare a farne perché me ne servirà un po' più avanti e via. Le pistole non mi interessano, quindi le sbloccherò se avrò proprio dei punti disponibili e viva.
Vabbè, ok. Gravity Generator magari non è male, gli RCS ok, i thruster small ok, e nel frattempo che sblocchiamo cose siamo arrivati, quindi come vedete tutto sommato qualcosetta da fare ce l'abbiamo. Adesso vediamo di evitare di schiantarci al suolo. Suppongo che siamo sulla fascia no. Questa cosa brutta. Ok, ma dove devo andare? Moon Find Wreckage. Ok. Allora, intanto che ci avviciniamo lì, andiamo a vedere Moon Find Wreckage. Ok. Ah. E mi sa che non ho un puntatore, non ho il solito puntatore giallo, quindi boh, dovrò arrangiarmi un po'. Ok. Vediamo se l'avevo già trovato. Crashed, 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 crashed. Guardate quanti Zirax ci sono su sto coso qua. Satellite Wreck, Crashed Capital Vessel e boh. Boh. Vabbè, non ho il puntatore che mi dice dove andare, quindi non ho un waypoint che mi dice ok, puoi andare qui o puoi andare lì, quindi dovrò improvvisare. Non ce n'è. Ok. Siamo in pieno territorio Zirax, quindi ovviamente ci stanno sparando di tutto, ma questo movimento a delfino ci consente, Pentaxid Deposit, di evitare praticamente il 90% di quello che ci stanno sparando. Allora, qui ci sono Crashed Front, Crashed Capital Vessel. Non so se devo andare qui o da qualche parte. Ah, sì, devo andare qui. Ho appena Mi 1.4, Mi 5.5. Not yet. Ok, devo volare vicino a queste cose. Rear, mid. Ok, quindi bisogna trovare questa nave schiantonata e volare vicino al front, rear e middle. Ok, cosa mi manca? Il front che non vedo dov'è. Front, eccolo qua. E way in. Front part land, I have marked easy entry point. Ok, allora adesso ci danno un marked entry point e quindi in teoria dovremmo poter entrare qua dentro. Il problema che si pone in questo preciso momento istante è che siamo in pieno territorio nemico e non possiamo farci un cacchio. Quindi nel momento in cui io dovessi abbandonare il mio trabicolo a rotelle, potrei subire un contrattacco nemico e perdere il trabicolo a rotelle. E siccome è l'unico mio modo per tornare indietro, non voglio. E allora cosa faccio? Beh, si fa quello che si fa come sempre nei giochi dove si può scavare, si scava. E si scava duro. Wow. Ok, allora vi risparmio il beam, il raggio della morte, il raggio della morte oculare e via. Quindi facciamo una bella grotta dove piazzare il nostro small vessel.
E bisogna avere un po' di pazienza, purtroppo, perché se no non voglio rischiare che mi scassino lo small vessel mentre sto facendo cose dentro la nave qualora dovesse arrivare un drone. Non ho difese perché ho tolto le torrette e il velivolo se ne starebbe lì per terra a farsi sparare e quindi non va bene. Quindi ho notato che, visto che posso scavare, scavo un bel buco grande grande, ci metto un po' di tempo. Ah, ok, posso anche fare così, ok. Ok, la superficie lunare per fortuna non è troppo dura da scavare. Se avessi una... no, ce l'ho la drill, la trivella. Ce l'ho, è anche in versione epica, non chiedetemi come, l'ho trovata da qualche parte in una delle puntate precedenti, non me ne ero neanche reso conto. Comunque ho la trivella epica, però non ho le charge. Siccome sono pigro, non ho voglia di farle, non le farò. Ok, adesso bisogna vedere se il buco è abbastanza grande, sta cipa. Ci devo passare con tutto il mio small vessel e sto buco non è abbastanza grande. E quindi devo allargare il buco. Detta così. Detta così. Ok. Almeno un minimo di protezione posso darla al mio small vessel qualora dovesse succedere qualcosa. Ok, ok. Bene, bene. Ok, speravo... vabbè, speravo. Appena mi sistemo un attimo l'equipaggiamento, che metto un'armatura migliore, trovo un paio di armi migliori, andiamo ad attaccare i pericolosissimi Zirax. Maledetti loro. Però bisogna anche dire che sono comunque una fonte molto buona di materiali e di loot. Ok, dovrei aver scavato abbastanza. Scaviamo un altro pochino e andiamo avanti. Scatush. Che è sta roba? Oh, sempre pietra, ok. Ok, mamma mia che scuro. Andiamo a recuperare il trabicolo volante. Vediamo se ho fatto... piano! Piano! No, mi sa che è un po' piccolo l'ingresso. Piano! Ok, devo manovrare con calma. Perché, nonostante tutto, questo trabicolo è abbastanza... No, non ci passo, non ci passo, non ci passo. Ok. Là. Ma... Dai, virus, premi i tasti giusti, non è difficile. No. E vai. Ok, scaviamo un po' di più qua. Magari non serviva neanche una chip a far sta roba, perché magari non mi attaccano neanche. E via. Però, come dissero gli antichi saggi, non si sa mai. Ok, mi scavo da solo i piedi. E mi accoppo da solo. Ok, vediamo se tanto basta. Che lamer questa cosa. Ok, quasi, c'ero quasi. Io perché c'ero quasi. Io però che c'ero quasi. Dai, non ho fatto un brutto lavoro. Ho solo un po' sottovalutato l'altezza del mio trabicolo qua. Vabbè. Veloci veloci, dai che scaviamo tutto e dopo andiamo a vedere dentro quella base cosa succede. Se ci attaccano, non ci attaccano, quello che sia. Sinceramente ve lo dico, non vedo l'ora di avere un'armatura un po' più meglio, perché l'armatura leggera fa proprio schifo. Anche se la potenziata o quello che sia, non è che sia sto granché. Oh, mi hanno rottuto un po'. Ah sì, prima. Ok. Incastoniamo bene bene lo small vessel dentro questo pertugio, spengiamo i motori, usciamo all'aperto e cominciamo la vera missione. Ok. Sì, dovrebbe essere un po' riparato qualora dovessero attaccarmi e via.
Come al solito facciamo un backup preventivo, non si sa mai, e procediamo. Ah, non posso shiftare qua? No. Ok. Assault Rifle, ricarichiamo e andiamo a vedere cosa ci aspetta dentro questo posto. Ok, c'è qualcuno che non è contento della situazione. Ok, ci dicono che probabilmente gli Zirax si sono già inguattati tutto. Infatti non c'è rimasto granché. Ma c'è qualcosa che forse non hanno trovato. Qualche segreto che non hanno trovato. Altri steel plate. Electronics. Un po' di ciarpame, giusto per riempirci l'inventario. Lo sapete cosa facciamo? Facciamo una cosa saggia. Andiamo a dormire. Ecco, ciappa. Vabbè. Buttiamo tutto il recuperato in questo cargo box e andiamo avanti. Find console, which console, where. Ok. Ah, c'è un accesso remoto. Ok. Ok, intanto lasciamoli parlare. Questo deve essere una zona di alte radiazioni. Cosa c'è qua? No, dai, potevate darmi un'armatura. Allora, insulation boost. Ok, non fa mai male. Vuoto e vuoto, perché questo è un unico container, non sono 3 container diversi. Qui ci inguattiamo tutto l'ossigeno su cui possiamo mettere le mani. Ah, ecco cosa mi ero dimenticato di fare. Cazzuola. CA2Z Z uola. Ok, devo trovare un access. Non so a che cosa, ma forse a qualche cosa. No, per il momento missione molto tranquilla. Cerchiamo di scassare questo coso con il minor danno per le retine possibile. Dai che ho quasi fatto. Ok. Alien block. Vediamo cosa mi dà. Uff, buonanotte. Stiamo qua fino a domani a scassare l'alien block. Perché c'è un motore acceso? Come fanno a essere ancora accesi i motori? C'è ancora attivo da qualche parte? Ok. Ah, devo trovare una console attiva qua dentro. Non so dove. Permesso? Grazie. Forse qui sopra. Vediamo. Ok, allora lì dove devono aver praticamente piazzato il motore a piegaspazio, boh, quello che sia. Ma su che punto siamo? Front. Ok, qui era dove l'equipaggio dormiva. Qui si è spaccato qualcosa nel corridoio. Ok. Shrinkiamo un po' i tempi. Decisamente meglio. È che questo mi consuma carburante. Ok. Oh, ragazzi, se avete idee di dove io potrei trovare quel coso, delle titanium plates, fatemi un fischio, perché
Ad ora sinceramente non saprei proprio dove guardare. Qui siamo nel cargo bay, space o quello che sia. Ok, qua non c'è una chip di niente, quello era un force field. Ah. Find access. Maintenance console. Vabbè, cominciamo a fare a pezzi la nave perché tanto vale. Vabbè, adesso possiamo scassargli gli alien block anche velocemente. Ok, qui è dove penso ci fosse appunto il motore a piega spazio o qualcosa del genere. La console di manutenzione. Qualcosa di colorato lì? No, è un buco. C'è un buco colorato, ho trovato finora. Bene. Ok. E non ha nessuna. E non ha l'aria di una console. Capacitor decorativo. Vedo delle scale che salgono. Oh, eccola qua. Chi cerca trova, chi cerca trova. Vediamo updating token code module, start procedure, hidden log file detected. Ciao Virginia, benvenuta, benvenuto. Scusa, vedo solo ora, ero un po' concentrato a cercare questa console. Play. Command meeting room, team-admin, vabbè. Stress test, ok, ok. Ok, ok, nulla di importante, solo discorsi, ciao, benvenuto, mi sono seduto, sì, bravo. Ok, alle 16 domani, what mess can you please tell me the warp drives are not ready. Ok, partiamo, ma i warp drive non sono pronti. I'm afraid the countdown is already started, the commander, ok, questi partono nello spazio con i motori non pronti, bla bla bla. Hanno controllato i parametri di missione. All short leaves have been cancelled. Person and Apollo Station. Ok, vabbè. Partono per sta missione prima del dovuto, quindi prima di finire i controlli sui motori. The window of event is set will be open for only a minute, perhaps less. Ok. Ok. Please commence start protocols. Aye, aye, sir. Mercer, we have installed the control station you requested. It's locked with your credential. Ok, grazie. Condition yellow, tomorrow morning. Ok, affermativo. Gentlemen, let's say non c'è mankind history. Ok, vabbè. Token code module sequence 1 updated. 2 more files required for full override code reconstructions. Confermo. Ok, quindi questo non basta. Ok, qui ci ridicono sostanzialmente tutta la stessa cosa di prima. Tasto destro a manella, close file, confirm. Ok, emo. Emo. Questo l'abbiamo appena fatto. Vabbè. Vediamo se magari uscendo ci dice qualcosa. O forse devo trovare altre due console, come ci diceva Ergioco. Devo andare a fare ossigeno, perché non ne ho. Allora, mi sa che quel buco sul terreno che ho fatto non serve a una cippa di niente, e quindi non servendo una cippa di niente mi recupero il mio velivolo e me ne torno sulla nave. Devo trovare altre due console che non so se siano qui o sugli altri pezzi, e potenzialmente penso siano sugli altri pezzi del coso. Siccome devo trovarne altri due, ho altri due pezzi. 1 più 1 fa 1, e quindi too hot. Come too hot? Che te droghi.
Ok. Riusciamo ad uscire dal buco? Sì, bene. Non capisco più una cipa, piano. Allora, adesso va capito se queste console devo cercarle qui. Ok. Quindi dentro questa Capital Vessel, o se devo cercarle anche da altre parti. Il gioco non me lo dice, però vedo un coso qui. E allora facciamo così, atterriamo qui. Ah, mi considera atterrato sulla nave, vabbè. Vediamo un coso qui. Ok, mi recupero i materiali che mi ero messo da parte e continuo la ricerca della console mancante. Quindi come vedete anche qui potete fare molti altri steel plate da usare poi per il vostro gold farming, come abbiamo detto prima. Non questo cargo box, ne avevo anche qua. Allora ho sbagliato. Sì, allora. Tutti i materiali da costruzione dentro questo cargo box, tutti i materiali utilizzabili dentro quest'altro. Ok, quindi adesso ragazzi a voi la scelta: smonto questa nave mattone per mattone in cerca delle altre console o vado a cercare nelle altri pezzi della nave che si è accrocchiata qua a terra? Io opterei per la seconda, cosa dite voi? Non lo so, io sono un po' indeciso, ma opterei per la seconda. Anche per esplorare qualcosella di più. Anche se effettivamente quest'area qui non l'abbiamo esplorata. Vabbè, allora, finisco un'esplorazione veloce qui. Ok, questa è la console che abbiamo fatto prima. Sì. Discard. Conferma. Ok. Allora, vediamo se c'è una console di qua allora. Non mi sembra. Non la vedo, non ne vedo. Cosa sei tu? Vuoto. C'era un'altra console. Eccola qua. Vai con la seconda. Eh sì, avremmo sbagliato. Ok, siamo. Please roll up is not available. Service are limited. While ship is under control. Please make your choice. Get a latest status report. Play file come prima. Bla bla bla. Ci dicono cose. Hanno fatto cose. Hanno detto cose. Salto un attimo questa parte. Troppa roba. Troppa roba. Troppa roba. Guardate quanta roba. Ok. Ok, dovremmo aver fatto tutto. Siamo in un'area di radiazioni, fa molto caldo. Of course, discover distribuito una Titan one in each. Ecco, 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 ecco. Ecco la fregatura. Dovevamo trovare la seconda console qui dentro, ma sì, dobbiamo andare oltre. E per andare oltre, console deco. Vabbè, lasciamole qui le console decorative. Mi sto lasciando indietro una cosa che non dovevo. No, non ci posso credere, guardate dov'era. Dietro dove siamo saliti prima. Pazzesco. Virus, devi imparare a guardarti intorno, con più precisione. Ok. Ok. Allora, siccome mi sto scaldando un po' troppo, ecco, il gioco sta cominciando a dirmi parole perché ho troppo caldo, devo andare a raffreddarmi un attimino.
perché se no non riesco più a correre o fare cose. Quindi, allora, ricapitolando, prima console, seconda console sulla stessa nave. A questo punto bisogna andare al prossimo pezzo di nave. Quindi non bisogna andare subito, bisogna andare dopo. Quindi sì, avremo modo di esplorare anche gli altri pezzi di nave. Devo andare a front. No, scusa, find Titan Front. Siamo a Titan Front. Ci sono altre console ancora da esplorare qua? Ah, quindi no, non bisogna andare in giro. Non bisogna ancora andare in giro. Bisogna star qui e far tutto qui dentro a Titan Front, almeno all'inizio. Vediamo cosa ci dice il gioco. Sì. Ok, questa è l'enciclopedia, no, è il journey book. Questa è l'enciclopedia del gioco che ci dicono varie cose, come funzionano, eccetera, eccetera. Bla bla bla. Ok. E... No, ho fame. Ok. Sapevo io che dovevo portarmi via un po' di cibario in più. Vabbè. Sono davvero tante le cose da ricordarsi da fare dentro questo cacchio di gioco. Find token consoles. Devo trovare le console dei token. Allora, questa era una. Ok. Find token consoles. Quindi dovremmo trovare altre console qua in giro? Non so. Vabbè. Continuiamo a smontare questa nave pezzo per pezzo fino a che non troviamo le cose. A sto punto. Cioè, chi ce lo fa fare di star qua a impazzire a cercare la strada o quello che sia? Ah, che pallotole ste radiazioni. Ok, allora, adesso dobbiamo andare avanti con la calma. Siamo a Titan Front? Sì, Crashed Titan Front. Ok, non ci sono dubbi che siamo sul posto giusto. Token console. Ma Virus, darti una svegliata ogni tanto, no, eh? C'è la freccina gialla che ti sta dicendo dove andare. Cioè... ok, mea culpa, mi farò perdonare in qualche modo. L'ho distrutta per caso? Ok, vabbè, dai, non importa. Hidden log file detected, play, bla bla bla, command meeting room, bla 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 bla, quello che abbiamo fatto prima. Close file. Confirm. Ok, adesso dobbiamo andare a Titan Middle. Mi puntava una console che tra l'altro non esisteva neanche più perché per qualche motivo devo averla distrutta per sbaglio. Per fortuna il gioco è stato così gentile da non farmelo pesare, perché poteva essere davvero un problemone. Ok. Guarda quanti materiali stiamo recuperando, però ridi e scherza. Titanium, steel plate. Davvero una figata qua, venire qua a smontare ste cose. Ehi là! Ehi là! Allora, quando trovate questo, fate un backup. Siate lamer dentro questi giochi, fate un backup, premete F e vedete cosa trovate. Se non trovate cose di vostro gradimento, potete sempre ricaricare il backup, rifare un altro backup e a quel punto, siccome adesso ho trovato solo schifezze, comunque, e a quel punto riprovate di nuovo ad aprire il container. Molto 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 easy come procedura e come dicevo appunto molto lamer. Ma vabbè, chi se ne... Siamo noi che dobbiamo giocare e tutti i vantaggi che ci possono aiutare ad avere una partita un po' più meglio li sfruttiamo. Com'è che diceva qualcuno di famoso, it just works?
Però, dai, non è il caso di questo gioco. Questo gioco non è in situazione It Just Works. E si possono perdonare anche alcune cose qua dentro. Ok, allora, questo lo mettiamo qua. Un attimo che faccio spazio nel mio inventario, perché si è riempito di un po' troppe schifezze. Adesso dobbiamo andare a Titan Middle. Ok, dove sta? Eccolo lì. E andiamo avanti. Posso parcheggiare anche dentro? Sì. Perché non farlo? Sì. Parcheggiamo dentro. Yeah, belli felici. Anche perché effettivamente, non so come si apre la porta visto che non c'è potenza, energia o quello che sia. Recuperiamo tutto quello che possiamo recuperare e eventualmente poi me l'esploro con calma questa. Andiamo avanti dai con la storia. Per le prossime, ragazzi, sì, cercherò di fare... Oddio, ho rotto qualcosa che forse non dovevo. Va bene, non importa. Vediamo qua cosa abbiamo. Armor Locker. Ok, attention, other read log file detected. Play, vai. Tutte cose molto interessanti. E un mio avviso a tutti gli sviluppatori: quando fate queste cose, sì, vabbè, la storia c'è, ci piace, per carità, ma non dilungatevi troppo. Questo è troppo. Ok, adesso devo andare al Titan Rare. Ok, un altro locker vuoto, vaffanciuffolo. Un altro insulation boost. E basta, quindi fondamentalmente niente di utile. Ok, fondamentalmente niente di utile. Speravo che mi dessero qualcosa di un po' più utile, ma qui non c'è nulla di utile più. Dai, siamo stati bravi, sono stato abbastanza veloce con questa parte della nave. Adesso devo andare a Rear. Eccolo lì. Qui mi avvicino invece pericolosamente a delle cose rosse. Secondo voi mi hanno visto? Non lo so. Posso parcheggiare in un punto un po' protetto? Devo dire che è fatta abbastanza bene però sta nave. Complimenti a chi ha costruito questi cubi. Perché non è solo un modello 3D, è tutta una serie di cose. Ok. Dai, parcheggiamoci qua. Sperando che non mi attacchino. E andiamo a vedere il Titan. Il di dietro del Titan. Ok. Recuperiamo tutto il recuperabile. Un pulse rifle. Devo dire che l'hanno fatto abbastanza bene sto coso. Radiazioni. Ok. Ok. Boh, andiamo avanti, vediamo sì e cosa. Cose come. Questo cos'è? Container large. Perché non trovo mai nulla di utile? Console, container large, schifezze. Perché ovviamente questa nave, come ci dicevano prima, deve essere già stata depredata dagli Zirax. Quindi i nostri amici Zirax si sono già inguattati tutte le cose belle e utili e fiche della nave. E quindi niente, però. Ok, una cippa. Sempre meglio di niente. Ma vabbè. Ah, vabbè. Ok, mi sto già zeppando l'inventario di cose che non so cosa. C'è una cucina. Ehi là. No. Ehi là, sta cippa. Ok, da qua siamo entrati se non mi sbaglio, vero? Sì, perché qui fuori ci sarà la mia stronavella. Ok. Allora, queste missioni qua, devo essere sincero, dopo un po' diventano un po' noiose, sinceramente. Quindi, se vi capitano, fatele velocemente, non perdeteci troppo tempo sopra. Sono utili, però, per il recupero dei materiali, perché tutto sommato, anche se non stiamo
trovando nulla di trascendentale o di strafico. Comunque, ok, dicevo, anche se non stiamo trovando nulla di strafigo, tutto sommato qualcosa lo stiamo portando a casa, comunque come materiali e come cose. Adesso devo trovare, penso, un'altra console nel... ci hai provato, gioco. Nelle budella di questa spazionave. Ok, no. Qui ci siamo già passati. Qui, ok, là, no. Probabilmente c'erano dei motori o qualcosa del genere. Qua ci siamo già passati. Ok, allora evitiamo di fare le cose che abbiamo già fatto. Andiamo a cercare delle cose che non abbiamo fatto. Esattamente, siamo dove eravamo prima. Però qui ci sono delle scale. Saliamo le scale. Vediamo dove andiamo qua sopra. Ok, vedo già un ambiente completamente differente. Non voglio sedermi. Voglio inguattarmi sta luce. Closet. Sniper T2. Yes! Finalmente qualcosa di utile. Uno sniper T2. Danno 300 contro 220, quindi oh yes, questo mi piace, finalmente una cosa di utile. Vedete, basta chiedere e il gioco vi risponde, e a volte vi risponde con un 2 di picca però. Ok, qua vedo console, vedo computer, ma non non c'è la console che sto cercando. Questa non è la console che state cercando, per citare ancora e ancora. Ok, allora facciamo il giro del piano qui sopra, vediamo se si illumina qualche indicatore. Se vedete una freccina arancione gialla, fatemi sapere, perché vuol dire che eccola lì, vista. Yes, una medium armor. Oddio, sì, finalmente un'armatura un po' più decente di quella che ho, e non devo neanche pagarla. Prendetevi questa Polaris. Laser rifle, vabbè, sempre meglio di un niente. Ok, mi era sembrato di sentire un rumore, ma no. Armor locker, oh yeah. Facciamo subito così, così, così. Facciamo così prima di morire. Eva Boost, Armor Boost e un altro Armor Boost. Visto che li abbiamo, andiamo con un'armatura un po' più cazzuta di prima. E vai! È anche carina, tutto sommato. Ok, allora, andiamo con la storia. Start procedure, attention, another hidden log file has been detected, play file. Warp core control loom, bla bla bla, nice of you here, bla 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 bla. Ok, un altro test, come posso aiutarti? Just look at the warp core, unbelievably the techs have pulled out that pile of junk in Antarctica for ok, deve essere un vecchio esperimento per il piegaspazio. Mi ricorda molto Event Horizon sta cosa, sinceramente. Non ho voglia di reggere tutta sta roba, non è divertente per nessuno, quindi anche qui dev, dateci il concetto in generale, poi eventualmente ci mettete un log che se vogliamo ce lo leggiamo con calma. Comunque close file, token module sequence 3 updated, confirm, ok. Go to bridge, access command console, quindi dobbiamo andare sul ponte. Now off to the bridge, che è lì sopra, e in teoria dovremo... no. Si mangia questo? Sì, ci dà proprio un po' di cibo, ma praticamente nulla. C'è un altro frigo con qualcosella da mangiare, visto che sto cominciando ad aver fame, il mio ciccio panzoide. Dai. Vediamo qua, no. Coil, altri materiali da costruzione, ma nulla da mangiare, quelli non si mangiano. Tocca dar fondo ad un'altra barretta proteica. Non ne ho molte, quindi devo star molto attento a quante barrette proteiche mangia questo ciccio panzo. Ok, allora dobbiamo andare sul ponte, quindi dobbiamo andare proprio in alto. Allora scaviamo anche qui la nostra strada fino al top. Ciao Mirko, benvenuto nella diretta. Stiamo scalando una nave per arrivare al completamento della missione. Siccome
sono pigro e non ho voglia di fare le scale, mi faccio tutta la strada distruggizionando completamente la nave, tanto è qui distrutta da mo'. Ok, altra console. Initializing, it's about time. Hello commander, I'm afraid there are a few things happened before. I should have Polon Station, otherwise it's not that I wasn't able to tell you. Ok, quindi I'm still partially blocked from but thanks to you retrieving the code sequence for Code Black, I am now able to remove the digital seals possible conceal. Vabbè, ok. It should be impossible to have foreseen the complex sequence of events, but I have not done so. However, I have analyzed the current situation. Va bene. Fai una... Allora, c'era un personaggio di un anime che si chiama One Punch Man e si chiamava Maestro Saitama. Si chiama Maestro Saitama perché anche il manga sta ancora essendo scritto. In questo manga barra anime c'è un altro personaggio che si chiama Genos, che dilungandosi in una discussione, in una disquisizione della sua vita, parlando con Maestro Saitama comincia a fumare dalla testa, dalla sua testa pelata, lo guarda negli occhi e gli dice: riassumi tutto in 10 parole. Genos prende questo come un insegnamento del suo maestro e comincia finalmente a descrivere tutto in poche parole. E comincia anche a rompere i maroni a tutti gli altri personaggi dell'anime barra manga che parlano con Maestro Saitama quando cominciano a dilungarsi in facezie. Quindi, sviluppatori, imparate da questa bella frase, riassumete tutto in 10 parole. Poi se volete fare i log lunghi ce li mettete da un'altra parte e noi ce li leggiamo. Ok, enemy troops inbound in 30 secondi, quindi fra 30 secondi ci ammazzeranno se non mi ammazzo prima cadendo dal... dov'è? No, è di là il mio trabicolo? No, ho proprio sbagliato tutto. Ok, comunque, stanno arrivando i nemici vogliono farci tanto male e io volevo andare anche a prendermi il mio trabicoloide volante, ma non so se ce la farò in tempo. Enemy contacts incoming, grazie. Vorrei raggiungere... Ecco, appunto. Vorrei raggiungere il mio cicciopanzo volante. Per fortuna abbiamo trovato l'armatura. L'armatura fica. Ok, perché qui si scatena l'inferno. Guardate quanti droni sono. Ui. Non so neanche se ho abbastanza colpi per abbatterli tutti sti cicciopanzi. Allora, a parte che sono... Aiua. Sono anche... Ma forse non devo abbatterli. O sì? Non lo so. Yes, quello l'ho preso proprio in pieno. Anche questo, via fuori un altro. Eh sì, la manovrabilità è tutto. E l'IA è stupidissima. E questa cosa ci piace quando l'IA è stupida. No, si è piantato come? Ah no, l'ho già battuto quello, ecco. Un'altra cosa... dateci modo di capire se un drone un nemico è attivo o meno. Ai! Wow, quello mi ha proprio preso in pieno. Ecco.
questa è la fine del mio trabicolo volante, di tutto quello che ho recuperato finora e di tutto quello che avevo in saccoccia dentro questo trabicolo volante. E questo va anche a concludere la partita in questo momento, perché non ho assolutamente intenzione di perdere tutto per una meccanica rotta del gioco, quindi andrò a riprendermi il backup e mi rifarò questa parte. Ma non demordiamo, perché comunque... Ok, perché comunque forse ho fatto male a fare questa cosa, non lo so. Guardate che cose. Sì, l'IA è proprio uno schifo. Eccolo qua. E questa è la degna conclusione di un incontro andato veramente, veramente male. Allora, cosa è successo? Ho perso praticamente tutto l'inventario, ho perso qualsiasi cosa avevo recuperato, quindi tutto quello che avevo nella mia tuta, nella mia base o quello che sia, e a questo punto non posso fare altro. Se avessi una home base, allora si possono affrontare queste cose in altro modo. Sì, Domenico, aia, davvero, fa proprio fastidio questa cosa qua. Comunque, dicevo, adesso posso comunque uscire e fare una cosa: resume game, rename, ok, mk3, ok, no, delete, ok. Quindi questo lo cancello, riprendo questo, lo rinomino togliendo i dati di data e quello che sia, quindi prendo il backup precedente, lo setto, ok, e ricarico la partita precedente come si faceva una volta, F5 F6. Allora, è un po' più una rogna farlo dentro questo gioco? Assolutamente sì, però ricordatevi di farlo, perché avete visto anche voi che razza di schifezze ogni tanto questo gioco vi mette davanti. Purtroppo sappiamo tutti, è un gioco indie, ha tutti i fatti suoi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è un gioco perfetto, ha le sue rogne e ovviamente ha le sue rogne. Spero di riuscire a ritrovare quell'armatura media che avevo trovato prima o anche di meglio. Non si sa mai. Comunque, io adesso pian pianino mi rifaccio questa parte della missione, non vi faccio rivedere tutta questa cosa qui, anche perché siamo in live da un'oretta e mezza, quello che dovevo fare, bene o male l'ho fatto. Quindi, faccio l'ennesimo backup, perché, come dicevamo prima, backup di backup, e vado a chiudere la partita. E vado a chiudere anche la diretta. Vi ringrazio tutti per avermi seguito su Empyrion, Galactic Survival, cosa avevamo detto? Sì, soldi e storia. E state attenti a questi incontri, perché se non siete adeguatamente preparati il gioco vi punisce e vi punisce male, e perdere tutto quel loot è davvero davvero una rogna, soprattutto mentalmente, perché dopo alla fine lo potete rifare, non è nulla di così importante. Però dietro ogni oggetto che abbiamo in inventario c'è un tot di tempo investito all'interno del gioco, quindi ovviamente non è solo il loot che perdiamo, è anche il nostro tempo personale di gioco che ci viene praticamente tolto da queste meccaniche. Non avrei dovuto magari combattere contro quei droni? Avrei dovuto andare semplicemente alla torre? Probabilmente sì. Adesso l'ho imparato, ricarico il salvataggio e riparto facendo così, quindi completerò questa missione in questo modo. Per il resto ricordatevi che per far soldi costruite sniper rifle di grado 1 e li vendete ai Polaris. Semplice e semplice modo per avere i soldi. Bene ragazzi, dai, altro da dire non ce n'è. Su una missione andata catastroficamente andiamo a chiudere la diretta. Grazie a tutti, Virus101 vi ringrazia con il suo ormai consueto transmission out.